Seconda corsa, premio il pallone gonfiato. Puledri in pista, sono in 10 dopo il ritiro di Borussia. 1 Big Ben dei Greppi, 2 Bruno Caff, 3 Bottafumero con Paolo Leoni, 4 Belize Jet, 5 Beatrice Trio, 6 Bel Giacomino Park. Intanto vediamo problemi già per Belize Jet, che rimane staccata di galoppo, praticamente quasi fuori corsa. Problemi anche per Beatrice Trio in seconda fila, 7 Bellucci 3, Botto Borea del Circeo, 9 Brest Grip, 11 Brioban. Rompe anche Bel Giacomino Park. Veloce Big Ben dei Greppi su Bottafumero, poi lungo la corda Bruno Caff. Numero 6, Bel Giacomino Park, squalificato. Partito bene dalla seconda fila il numero 9 di Bressa Griff, che va a seconda alla corda, intanto 14,9 i primi 200 metri con in vantaggio il maschio da Ipsula Caff. Poi vediamo Bottafumero provare a mettersi terzo, ma la manovra non riesce a Paolo Leoni perché serra sotto Bruno Caff. Poi c'è Borea del Circeo in quarta posizione, 400 metri in 31,2. Siamo sulla seconda curva con in vantaggio l'allievo di Roberto Biagini con Vincenzo Piscuoglio, mentre dalle retrovie fa un gran volo Brioban. L'Oro Puro Bar di Andrea Vitagliano arriva ai 600 in 48,6, cerca di scavalcare Bottafumero. Manovra che riesce, va direttamente a contatto di Big Ben dei Greppi, sempre in seconda posizione alla corda Bressa Griff, davanti a Bruno Caff al debutto, poi Bottafumero. Tanto il giro va via in 1,4 con Brioman direttamente all'attacco di Big Ben dei Greppi, segue i due Bressa Griff, poi Bruno Caff, chilometro passato in 1,19,8, prosegue il duello tra Big Ben dei Greppi e Brioban, insiste l'allievo di Andrea Vitagliano, sembra già sul punto di poter passare a 450 metri dalla conclusione. Sorpasso completato da parte del figlio di Oro Puro Bar con una retta di là passata in 15 secco. Ora è Bressa Griff che si getta all'inseguimento di Brio Ban. Siamo a 250 metri dalla conclusione con l'allievo di Andrea Vitagliano che ha preso buon vantaggio. Bressa Griff prova ad inseguirlo. Ultima curva passata in 15,6. Brioban cerca lo stacco su Bressa Griff, poi finisce forte anche Borea del Circeo, ma Brioban viene a vincere su Borea del Circeo, al terzo torna Beatrice Trio. Bella vittoria per questo figlio di Oro Puro Bar, dopo il buon secondo posto di Cesena viene a cogliere la sua prima vittoria in carriera. L'allievo alla guida del training Andrea Vitagliano per il signor Giustino Enricchiello. Rivediamo la bella retta d'arrivo per l'elegante figlio di Oro Puro Bar che viene a vincere dopo bello strappo in terza ruota dopo 600 metri. Ha preso il comando a 400 dalla fine e poi ha vinto molto bene la quota di 10,71 per il secondo posto. Borea del Circeo tiene a bada Beatrice Trio.